Buonasera a tutti, una cosa velocissima anche perché siamo tremendamente fuori orario, ecco. Qualcuno guarda per aria e così. Sono il penultimo della lista e diventa difficile fare una presentazione così brillante come quella che mi ha preceduto, proprio perché le persone che ci sono sedute dietro di me sono estremamente professionali, preparate, pronte per affrontare una nuova esperienza all'amministrazione internata. Va bene, io sono Sergio Beghi, abito ad Abbiate, 56 anni, sposato e 2 figli. Possiedo un appartamento in condominio in comproprietà con mia moglie, ho un reddito annuo di 39.000 euro, un reddito medio-alto che però condivido con mia moglie essendo una famiglia monoreddito. Ecco, dico questo perché mi sembra corretto che quando uno che si propone per entrare nel consiglio comunale voglia farsi conoscere, deve farsi conoscere in tutto, anche perché questi dati fra 1 anno e 2 anni credo che voi dobbiate anche verificarli. Ecco, io provengo da una formazione in ambiente pre-politico, nel senso che sono cresciuto alla scuola della pastoral del lavoro, ho fatto sindacato per anni, ancora adesso, e questa è un po' la mia competenza e anche la mia sensibilità. Mi piacerebbe occuparmi e interessarmi della gente che lavora, della gente che si sveglia alle 5 del mattino per cominciare il turno alle 6, di chi magari lavora di notte, di chi lavora di giorno e poi ha il figlio che deve abbandonare alle istituzioni per essere curato e cresciuto. E mi piacerebbe fare queste cose e mi metto a disposizione di questa lista civica perché rappresenta un po' anche i valori in cui io credo. Onestà, qualcuno l'ha già detto prima, abnegazione, qualcuno l'ha detto prima, impegno e unità. Ecco, io questi sono valori in cui credo, questa lista li rappresenta e per questo mi sono candidato con loro.